Due nomi, Francescoli e poi Zola. Quello che ho visto con Zola, effettivamente, io ricordo sempre la punizione in Coppa Italia con l'Inter a Carini. Con Carini in porta. Faccio un giro, versano un po' di Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata del nostro podcast Faccio un giro. Non salutiamo troppo, ma ci dedichiamo direttamente al nostro ospite. Oggi abbiamo Francesco Aresu, direttore di 131. Ciao, facciamo finta di non conoscerci, esatto, è la prima come ci volta. conosciamo bene. Qualche annetto. Come avrai sentito, il nostro podcast si intitola Faccio un giro, ma siccome noi il budget non ce lo consente di avere una cameriera dedicata, tocca a noi servire. Vabbè. Facciamo finta che ti ho chiesto che cosa volevi. Esatto, il budget sì, permette sì. solo di berci un bicchiere di birra. È già tanto comunque. Quindi Assolutamente sì. L'importante è copro, la marca non non ci ci hanno paga, pagato. Esatto. La Anche copriamo. questo copriamo allora, perché anche qua c'è il marchio. Ovviamente quando vuoi, Salute intanto. vita. Allora, Io bevo iniziamo. subito perché d'altronde Assolutamente la sì. birra calda non va bene. Sai che io con la memoria sono un po', quindi mi sono appuntato un po' di cose. Molto bene. Come abbiamo detto in fase di presentazione, direttore responsabile di 131.com, che non è una strada, ma è appunto, scusate, un sito sportivo. Raccontaci qualcosa, come è nato, perché si chiama così e di cosa Allora, intanto è l'unica testata sportiva online e non soltanto online della Sardegna, che parla appunto dei principali sport isolani, quindi calcio, basket, atletica, ciclismo, motori, insomma, quindi è una responsabilità non da poco, anche perché insomma, chiaramente cercare di coprire tutti quelli che sono i principali sport in Sardegna non è una cosa facile. La testata nasce nel 2018, dopo di fatto un'estate abbastanza travagliata in qualche modo, nel senso che trae origine ovviamente da Sardegna Sport, che è una esperienza che tu ben conosci, essendo tu uno dei fondatori. Sì. E dopo nell'estate 2018 io chiudo la mia esperienza di 1 anno e mezzo con UTG.net, che è ancora una delle principali testate online di Cagliari, testata generalista in cui io mi occupavo sia di cronaca nera e calcio, del Cagliari fondamentalmente. Dopo un inverno abbastanza pesante, in cui di fatto avevo subito un'operazione di ernia del disco provocatami da uno stress abbastanza importante per via del mio modo di fare il giornalista, ovvero che non mi risparmio praticamente mai. E comunque finisce questa esperienza di 1 anno e mezzo con UTG e io ero già da un annetto buono direttore di Sardegna Sport, anche se poi di fatto non esercitavo, nel senso che comunque facevo altro. E quell'estate con Fabio Frongia, nostro comune amico, all'epoca di fatto coordinatore responsabile di Sardegna Sport, ci incontriamo e dico: guarda Fabio, io vorrei onestamente mettere a frutto tutto quello che ho imparato in questo anno e mezzo con UTG, il che voleva dire soprattutto sviluppare tutto un sistema di dirette video sui social, che poi è quello che abbiamo continuato a fare anche con 130. Anche perché nessuno le faceva. Non le faceva nessuno sullo sport in primis, ma anche in generale, perché secondo me, poi magari ne parleremo, uno dei grandi pregi di UTG è stato quello nel 2017, quando ancora
di Covid ovviamente non si sapeva nulla, quindi c'era ancora una concezione abbastanza antica, arcaica del giornalismo, anche quello online. La cosa bella era stata quella di fare dirette, produrre contenuti nuovi, utilizzabili soprattutto attraverso questi, cioè attraverso gli smartphone, quindi cercare di superare un po' la logica del si possono fare video dirette soltanto con service che costano 50.000 euro, si può provare a fare cose anche più piccole, più circostanziate, anche con meno budget, basta che ci sia da una parte la creatività e dall'altra la voglia anche di fare. Quindi chiusa questa parentesi, quindi c'era in programma il ritiro di Peio del Cagliari, 2018 stiamo parlando sempre, quindi io lascio UTG il 10 giugno e qualche giorno dopo, in realtà ci eravamo già messi d'accordo prima con Fabio e decidiamo di fare il ritiro di Peio in maniera diversa rispetto al solito, o meglio, non in maniera diversa, potenziando qualcosa che già negli altri anni era stata fatta, però dando un minimo anche di ordine, ecco. E quindi in 2 settimane, grazie anche ad Andrea Ferrari, che resta al momento il mio unico socio in 131, uniamo le forze, cerchiamo alcuni sponsor che ci potessero permettere di mettere da parte qualche migliaia di euro per comprare attrezzatura, quindi qualche microfono, videocamera, un computer, cavalletti, insomma queste cose qua, per partire appunto a Peio e cercare di fare contenuti che non fossero soltanto quelli testuali, quindi il racconto dell'allenamento, le conferenze stampa che e non tutto. È che interessi. No, può anche interessare, nel senso che comunque in ritiro non è che ci siano tantissimi tifosi, non vengono fatti grandi contenuti neanche dal club, o meglio all'epoca, poi in realtà negli anni anche questo è cambiato. E quindi partiamo bellicosi, quindi prendiamo la mia macchina, traghetto da Genova, anzi Cagliari Porto Torres, poi Porto Torres Genova, da Genova a Peio, con la macchina marchiata. Ci avevamo fatti fare gli adesivi, quelli con le calamite, sia negli sportelli che dietro, cioè proprio megalomani a 1000. Per la grande gioia di fidanzate, mogli, che le vacanze organizzate per il ritiro dal meraviglioso. Ma in realtà poi anche su questo è cambiato qualcosa anche negli anni successivi. Comunque partiamo 2 settimane con l'obiettivo di fare 2 dirette al giorno, quindi una diretta la mattina e una diretta la sera, insieme agli sponsor, quindi promuovendo anche e ringraziando le persone che ci avevano dato la possibilità di essere lì e soprattutto dando un taglio diverso rispetto a quello che poteva essere il classico modo di raccontare queste cose, che era delle realtà dei media tradizionali, quindi le TV, penso a Videolina, penso a Sky, tutte queste cose qua. Ti ricordi cosa scrivevo io in ogni diretta che facevate? Qual era? Sì, io facevo i commenti ce n'ho tanti a Fabio, che era l'inviato, e gli scrivevo, il primo commento era sempre sei bellissimo, sei bellissimo, la gente sei diceva, molto buono, lascialo anche lavorare, esatto, sì, beh, insomma, perché d'altro. Ma tu pensa adesso, questi occhiali, ok, questi occhiali sopravvivono dal ritiro del 2018, sono occhiali finti, tra l'altro, nel senso che non sono, ce li puoi usare anche tu se vuoi. Ah, ok, non sono da vista. Non sono da vista, sono tra virgolette riposanti, ma soprattutto a livello estetico, perché questo era di uno degli sponsor che ci ha dato 2 paia di occhiali. Questo chiaramente sponsor poveri non potevano dare occhiali graduati. No, in realtà sai cos'è? Che avevamo procurato molte cose gli ultimi 2 giorni o il giorno stesso della partenza, cioè le magliette marchiate ce le hanno consegnate la mattina della partenza, cioè per capire, insomma. Comunque, quindi partiamo e devo dire che quella è stata un'esperienza forte, nel senso che comunque noi avevamo visto che intanto la risposta c'era da parte dei tifosi, poi non in numeri incredibili, anche perché stiamo parlando ancora di un periodo in cui effettivamente le dirette social
non facevano i numeri che fanno ora. Dopo il Covid c'è stato un cambiamento culturale anche da quel punto di vista, però comunque avevamo subito capito che quella era la strada giusta, intanto perché subito avevamo creato un ottimo rapporto con i tifosi, soprattutto quelli presenti lì. Ci eravamo inventati il quiz, e quindi ogni diretta serale a un certo punto c'era il quiz. Il quiz si vinceva una maglietta che poi era anche lì donata da uno degli sponsor. Trovati prima della partenza, e quindi insomma avevamo creato un bel movimento, devo essere sincero. Quindi torniamo soddisfatti perché i numeri comunque avevano pagato, la sensazione di aver fatto qualcosa di ripetibile soprattutto era tanta, e per cui abbiamo detto adesso cerchiamo di far fare un salto a Sardegna Sport, cioè da testata di amici e basta, in cui uno scrive quando ha tempo, quando ha voglia, quando può fondamentalmente, e cerchiamo di dare una struttura giornalistica, e quindi la prima cosa che venne fatta fu quella di cercare appunto anche eventuali altri soci. Ne trovammo uno che poi è rimasto un anno buono fondamentalmente. Insomma, arriviamo ad avere 4 soci, io, Fabio, Andrea e Alessandro. Cosa facciamo? Allora, cerchiamo di appunto dare a Sardegna Sport una struttura imprenditoriale, perché all'epoca Sardegna Sport era una testata la cui società, il cui editore era un'associazione culturale. E invece Sloran, esatto. Non ricordo. Però l'associazione culturale, essendo proprio un'associazione, ti impediva di poter fare impresa, ovviamente, quindi dovevi essere iscritto al registro degli operatori della comunicazione, cosiddetto ROC, per poter mettere la pubblicità sul tuo sito, per poter fare domanda di contributi alla regione, per poter partecipare a bandi, insomma. Oltretutto sponsor storico, che credo che ci sia ancora tutte le volte che entro, di un'agenzia di pompe funebri. Esatto. In tutte le partite. E vedi, ora, non essendo uno sponsor famoso, però a me andavo a vedere, perché poi le partite del Cagliari erano un mortorio, sotto le pagelle non facciamo il nome dell'agenzia, sì, è stato pompe funebri. Uno dei primi, se non il primo proprio, che ha creduto in noi e che ha continuato a credere in noi. Quindi cerchiamo un accordo per fare il passaggio appunto eventualmente dall'associazione alla società, non troviamo l'accordo e quindi a quel punto basta, facciamo da zero. Creiamo da zero una testata con tutti i problemi del ripartire da zero, perché comunque in quel momento la Sardegna Sport era una realtà ben riconosciuta e riconoscibile, insomma, nel patrimonio giornalistico sardo, non soltanto online, non soltanto sportivo. E proprio anche dal punto di vista poi dei numeri, cioè sui social aveva la sua fan base cosiddetta. Te che ancora qualcuno, ma sei lo stesso. Guarda, di Sardegna Sport. Apro e chiudo parentesi, perché io ho ancora gli accessi ovviamente a quella pagina e spesso continuano ad arrivare, al di là dei comunicati stampa che noi riceviamo doppi perché avevamo messo l'inoltro dall'indirizzo di Sardegna Sport dall'epoca, quindi immagini sono passati 6 anni quasi, però ancora sulla pagina Facebook arrivano, ogni tanto vedo che ci sono le notifiche sulla pagina, vado a leggere, carissimi, vi ho mandato un curriculum. Vabbè, passato un po' di acqua da allora. Ti interrompo un secondo, ti chiedo, mi è venuta in mente una cosa del ritiro di Peio. Non ricordo se il primo o il secondo anno era successo qualcosa di una sorta di, forse il Cagliari voleva vendere qualche giocatore e avete beccato con una foto Cigarini. Giusto per far capire il potere di un... Era l'anno proprio il 2018, era quell'anno lì. Ecco, tra una cosa che non ho detto prima, a livello di attrezzature avevamo comprato una macchina fotografica che resiste ancora, nonostante siano passati 6 anni, che ovviamente oramai è superata a livello di tecnologia e tutto, però
fa ancora il suo porco lavoro, come si suol dire, perché ha uno zoom incredibile, e quindi noi l'avevamo comprata a suo tempo proprio per poter fare le foto dall'alto, dalla tribuna, tutte queste cose qua. E ci è servita molto in realtà in questi anni per fare, tra virgolette, diversi scoop. Comunque, prendiamo questa macchina fotografica, a un certo punto, appunto, come hai detto tu, allenatore Rolando Maran, direttore sportivo Marcello Carli, col suo immancabile sigaro. Ritiro relativamente tranquillo, proprio relativamente però, e c'erano diverse spine quell'estate, una a João Pedro, tanto per cambiare, perché in quel periodo João Pedro ogni estate era in partenza e quindi tu lo vedevi sempre un pochettino così. Seconda cosa, Cigarini che insomma evidentemente, adesso non ricordo di preciso se non si trovasse a livello tattico o, come molto più probabile, ci fossero beghe dal punto di vista contrattuale, anche perché poi Cigarini non aveva un contratto leggerissimo, quindi certo che no. Ecco. E quindi insomma, si parlava di questa roba. A un certo punto, una delle tante amichevoli fatte lì al campo di Peio, quindi o con il Real Vicenza, che era la squadra di svincolati che arrivavano da tutte le parti del mondo, allenata da Scuravi, l'ex attaccante del Genoa, tra l'altro, e quindi o con il Real Vicenza o con non mi ricordo mai come si chiama, Redival, che era la squadra del posto. Comunque, Cigarini non parte, forse non c'era neanche indistinta. No, io ricordo che era proprio in scarpe da tennis. Forse non neanche indistinta. E quindi già questa è una cosa particolare. Seconda cosa, cioè prima della partita, dialogo fitto con Carli in mezzo al campo. Cioè, immaginatevi, una squadra che si sta riscaldando da una metà campo, l'altra squadra nell'altra metà campo, e questi due che parlavano in mezzo al campo. Quindi, se non ti vuoi far notare, cioè, della sera, appunto, se devi fare queste cose, cavolo, ma vattene in palestra, cioè, vabbè. E quindi noi con questa questa fotocamera con lo zoomiamo proprio per cercare di capire il labiale, cosa stessero dicendo. E quindi capiamo che c'era un po' di maretta. Cigarini, adesso non ricordo se il pezzo fosse Cigarini fuori dal progetto, comunque mal di pancia al Cigarini, una cosa del genere. Comunque usciamo, facciamo la partita e poi, come finisce la partita, come sempre ci piazziamo fuori per fare la diretta. E allora, a un certo punto forse passa prima Cigarini. Spiego anche dal punto di vista logistico com'era la situazione lì al campo di Peio, perché è importante. C'era una discesa che portava all'ingresso in campo, poi c'erano le sbarre e le transenne per limitare l'ingresso, dove poi i giocatori uscivano. Alla fine della salita c'era uno spiazzo con il parcheggio dove c'erano le nostre macchine. No, noi eravamo a fianco alla transenna. Ok, alla transenna di uscita dei giocatori. Perché? Perché lì appunto era l'unico modo in cui potevamo fare i video ai giocatori, cioè beccarli in video, perché non era una zona sottoposta a diritti, e poi lì si fermavano i tifosi per fare gli autografi e le foto, quindi lì era proprio il punto clou. E i giocatori venivano accompagnati in albergo con le navette, quindi c'erano 3 navette che a ciclo continuo salivano e scendevano. Comunque, noi eravamo lì in diretta, a un certo punto passa Cigarini, ci guarda malissimo, si ferma lì che ovviamente lui aveva già saputo. Ovviamente questa cosa era già stata sputanata ovunque, fondamentalmente, e quindi ci guardava. A un certo punto sale, forse prende il telefono, dopo un po' vedo che arriva Paolo Vallone, che salutiamo, ancora detto stampa del Cagliari, c'era già da allora, e mentre io e Fabio eravamo in diretta, io guardavo lì e vedevo che ci indicavano, no? Queste cose qui, e quindi scrivevo a Fabio: chissà che cazzo succede adesso, cioè questa cosa avrà tolto scoperchiato il vaso di Pandora. Comunque, andiamo a parlare. A un certo punto passa De Sena, che all'epoca era capitano del Cagliari, e mentre noi eravamo in diretta fa: bravi, dite cagate. Ricordo. E noi: grazie Daniele, quando vuoi venire noi siamo qui a disposizione, cioè cercando un po' anche di
di abbozzare questa situazione, diretta. il bello della diretta, però lì abbiamo capito che eravamo nel giusto, cioè fondamentalmente colpito nel segno. Colpito nel segno. Poi in realtà non è successo niente in quel ritiro, nel senso che non ci hanno né minacciato né altro. Però sì, insomma, quella era proprio la testimonianza del fatto che noi provassimo a fare il nostro lavoro in maniera diversa magari rispetto a tanti altri. Anche perché, diciamola tutta, io lo dico anche con cognizione di causa perché le ho vissute, noi giovani dell'epoca, adesso non siamo più ragazzini, avevamo rotto un monopolio. Cioè prima l'informazione erano le due grandi testate giornalistiche sarde con la partita e la notizia che succede in questo momento, che viene scritta la notte e viene letta dal lettore il giorno dopo. La diretta social piuttosto che le testate online hanno rotto questo equilibrio, perché succede un fatto, in 10 secondi sei online, poi noi eravamo bravissimi a scrivere, velocissimi, nativi digitali, quindi figurati. Avete e fate ancora, avete costretto i dinosauri dell'informazione a doversi aggiornare, perché loro erano abituati a aspettare la fine della partita, un'oretta per fare il pezzo, correggerlo. Sì, detto che se sei dinosauro poi al massimo puoi diventare lucertola, non è che puoi diventare un altro animale, perché sempre rettile da quel punto di vista sei. Però sì, vabbè, noi ci conosciamo dal 2009. Hai più memoria di me, io non mi ricordo. Io mi ricordo, 2009 perché entrambi scrivevamo per Tutto Cagliari, che all'epoca era di fatto l'unico sito internet. Ti ricordi che giorno è nato il primo giorno online di Tutto Cagliari? No, perché io sono arrivato che era già pubblicato da forse un annetto e mezzo almeno. Primo articolo di Tutto Cagliari, non scritto da me, scritto dall'all'epoca direttore, Cagliari di Allegri che vince a Torino 3-2, famoso... Vittoria Sanais, dopo 41 anni, 2-3. Quello fu il primo articolo, da lì in poi. Sì, quindi noi ci conosciamo da allora, scrivevamo, cioè io sono arrivato, dovevo compiere 25 anni, sono arrivato per caso in realtà, perché era un momento della mia vita in cui ero all'università, però insomma, chi mi conosce sa che non mi è mai piaciuto troppo studiare. Ho sempre avuto una confermo dalle esatto, no, perché io ho sempre avuto una memoria abbastanza importante e quindi anche agli anni della scuola io ho sempre valorizzato molto questo aspetto, seguivo tantissimo lezione e quindi poi a casa mi potevo permettere di studiare pochissimo, perché in realtà avendo appreso, no, già durante la lezione. Invece all'università questo è un approccio che non paga, perché all'università vanno avanti anche chi studia a memoria. Materiale molto più vasto. Sì, ma poi soprattutto è proprio un discorso cioè mentre la scuola in qualche modo privilegia il merito, nel senso che comunque tu fai un cammino che dura 5 anni, penso al liceo, no? Certo. In cui sì, cambi qualche professore, però fondamentalmente cioè, il gruppo è quello. Capito? All'università, cioè, ci sono i frequentanti, i non frequentanti, poi cambia a seconda dell'assistente, insomma tutta una situazione abbastanza particolare. Quindi l'università non mi ha mai preso più di tanto. E quindi era un periodo in cui dicevo cosa faccio, cosa non faccio, però io da tifoso del Cagliari, all'epoca tifoso del Cagliari, abbastanza sfegatato. Non più possiamo dirlo che chi inizia a scrivere smette di essere tifoso. Sì, fondamentalmente. Anzi, se vuoi fare questo lavoro in maniera seria, secondo me devi togliere, cioè devi spegnere in qualche modo l'animo del tifoso, perché l'animo del tifoso non ti permette di essere imparziale. E se tu stai raccontando una cosa, per quanto sia la tua visione delle cose, però devi cercare di essere imparziale. E quindi sì, cioè la verità, io non tifo più nessuna squadra di ogni sport,
Poi chiaramente mi fa piacere se il Cagliari vince, se la Torres vince, se l'Olbia vince, questo è un altro discorso, però di sicuro se perde non è che mi strappo i capelli, non è che mi rovino la domenica come quando avevo appunto 25 anni. Comunque ho sempre scritto bene. E quindi il primo articolo che hai scritto? Sì, allora il primo articolo era allora, il Cagliari aveva appena giocato col Catania e aveva fatto gol in rovesciata a Dessena. Gran gol. Gran gol. Il mio articolo fu ripercorrere tutti i gol in rovesciata del Cagliari fino ad allora. Quindi ero andato a recuperarmi. No? Già dal primo articolo comunque non era la classica racconto della partita. No, era mazzoso, abbastanza mazzoso, però sai... Ecco, è vero che non mi piace studiare, non mi è mai piaciuto studiare più di tanto a scuola e università, ma in questo lavoro invece in realtà mi piace proprio. Cioè è una cosa che sento. Il tuo primo articolo, no. Stranamente un esonero di Cellino, esonerato Giampaolo, era arrivato Nedo Sonetti. Fantastico. Quindi il mio primo articolo è stato un esonero. Vabbè, vedi. Vabbè, sugli esoneri di tutto Cagliari io ricordo, chiudendo parentesi, 2 esoneri. Il primo, quello di Allegri. Io ero a Parigi con la mia fidanzata dell'epoca, 3 giorni così, a un certo punto... Cagliari di Allegri che aveva fatto una stagione... però era già impredicato di andare al Milan, quindi insomma, comunque di fatto Cellino decide di cacciare Allegri e quindi ho dovuto scrivere di questa cosa, mi ricordo, nella stanza del B&B, insomma queste cose. E qualche anno dopo, stessa storia con Ballardini, che fa 6-3 a Napoli, perde 6-3 a Napoli, tripletta di Larrivei. Uno dei gol importanti. Esatto, non ero a Parigi ma ero a Francoforte, e anche lì, quella è una cosa ancora più epica, perché... praticamente eravamo a una proiezione del film Incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg in tedesco, quindi già questo, ok, già il in un garage, quindi già questa è l'altra cosa ancora più toga, quindi insomma già uno se non ha visto il film in italiano va in tedesco, è una cosa... sai, almeno in inglese, no, in tedesco. E quindi l'unica cosa che mi ricordo ovviamente era la scena di Truffaut quando fa quando fa suona col piano il codice per comunicare con gli alieni. Comunque, quindi vince 6-3 e avevo fatto trasmettere la partita su un sito di quegli streaming illegalissimi tipo Roga Directa, queste cose qua. L'avevo fatto trasmettere prima che iniziasse il film nel maxi schermo, e comunque vabbè, poi il giorno dopo, perché era il giorno dopo se non sbaglio, Cellino decide, io all'epoca collaboravo anche con la Repubblica, e quindi da Roma mi scriveva: ma questa cosa che è successo? Cazzo, ma io sono a Francoforte, però non potevo dire sono a Francoforte, quindi vabbè, no, e quindi mi ricordo dovevamo rientrare, ci aspettavano 300 km di notte, d'inverno in Germania, quindi con tipo -10, una cosa del genere, e mi ero fermato a un certo punto in una stradina all'uscita di Francoforte per scrivere questo cacchio di pezzo sul Nokia N95, cioè non con queste cose di adesso che effettivamente ci hanno cambiato la vita, no, scrivere il pezzo con il Nokia N95, mandarlo con l'applicazione email, cioè cose che veramente... Però vedi, tutte queste cose qua, secondo me, cioè l'essere abituati a dover lavorare in maniera creativa, diciamo così, poi quando hai la possibilità di fare cose con un'attrezzatura migliore, un po' più comodamente, tra virgolette, ti fanno fare la differenza. Perché tu sei abituato, come si suol dire, a fare il brodo con la mosca, capito? Quindi è chiaro che poi quando ti danno un bel pezzo di carne da bollito... Sei già... capito? Poi tu, siccome io ti seguo sempre, sei diventato, non dico l'idolo, però un po' sì, dei calciatori del Cagliari. Tra ritiro e ogni diretta ti succede qualcosa. Sì, vabbè. Ne ricordo 2 su tutti. Ecco. Un ritiro dove João Pedro ti spaventa in diretta. 3 volte è capitato. 3 volte. E poi li racconti. E uno anche su Nandez. Allora, João, questa cosa della diretta
nasce, cioè degli scherzi in diretta, nasce già nel 2017, ritiro ad Arizzo, all'epoca ero ancora con UTG, e anche lì ci piazziamo fuori nella zona in cui si potevano fare immagini, all'uscita dei giocatori che si fermavano per fare autografi e foto. E quindi eravamo lì con Fabio sempre, parlando, raccontando. A un certo punto arriva Cigarini e era appena arrivato Cigarini, tra l'altro. Si avvicina, si piazza così, allora sì. Io quindi ho fatto una specie di intervista a Cigarini totalmente improvvisata sul momento, che non era preparata, e lui probabilmente ancora era appena arrivato, quindi non sapeva che un anno dopo a parte quello, ma poi non sapeva che non potevano parlare con noi così liberamente. Lui è abituato ad altri club, ad altri livelli, era venuto molto semplicemente. Seconda volta, sempre lì con Fabio, a un certo punto arriva João Pedro, e anche lì esistono delle documentazioni video in cui eravamo messi in questo modo, io sulla destra, Fabio sulla sinistra, e quindi io di taglio, di sbieco, riuscivo a vedere un pochettino dietro. Lui invece era proprio completamente ignaro, perché guardava solo dritto dove c'era l'iPad che ci stava riprendendo. Vedo che da lontano João Pedro cambia completamente direzione, si avvicina e fa e urla all'orecchio di Fabio, che si gira così, completamente preso alla sprovvista, e quindi già questo. Poi ritiro di Peio, però questo l'anno dopo, perché tornando a quello che dicevamo prima, quell'anno João Pedro era un mezzo caso, perché arrivava dalla squalifica per doping, ti ricordi? Non c'era, sì. Perché era Cagliari che stava scontando gli ultimi mesi di squalifica. E invece l'anno dopo, però eravamo già con 131, João Pedro entra appunto in diretta, lì ero da solo, però anche lì, fortunatamente riprendendomi con la fotocamera frontale, tu hai un'idea di quello che sta succedendo dietro di te, quindi io l'ho visto con la coda dell'occhio, quindi sì, comunque mi sono paventato, perché ti vedi uno che ti urla a questa distanza, però diciamo sono riuscito a contenerlo. E poi un'altra volta stavamo parlando con due tifosi del Cagliari, amici 131, cioè Gianluca Astara e Danny De Riu. A un certo punto si avvicina e si piazza a fianco così, riguarda. E quindi anche lì improvvisi, no? Quindi, ciao, ma tu sei un giovane, sì, ciao, sono Federico, sto facendo un provino, perché quell'estate aveva firmato il rinnovo, quindi era nuovamente un giocatore, finalmente un giocatore centrale nel progetto, perché poi stiamo parlando tra l'altro di quel Cagliari che arrivò per qualche settimana quarto in classifica, anche se poi in quel ritiro mancavano Nandez, Nainggolan e tutti quei giocatori là. E chiudiamo con Nandez, perché poi con Nandez si è creato in questi anni appunto questa gag. Nandez è praticamente quello che vi ha fatto litigare più spesso con la società. Nandez sì, è stato è stato il giocatore che ci ha permesso, secondo me, poi anche di avere maggiore credibilità negli anni nei confronti di tutti, sia con la società che soprattutto con i lettori e con i colleghi. Perché Nandez abbiamo beccato una fonte importante da subito, una fonte importante che ci ha di fatto indirizzato già da quei giorni d'estate sulla strada giusta, mentre tutti dicevano no, va via, va in Inghilterra perché lo voleva il Leicester, lo voleva il Leeds, l'Atletico Madrid, e invece questa fonte diceva guardate che va a Cagliari, restate su Cagliari. Sai, quando tipo oggi, dopo 6 anni, chiaramente tu hai anche l'autorevolezza di poterti fidare senza problemi, cioè della serie, vabbè, cioè comunque quello che dice 131 adesso rispetto a 6 anni fa ha un peso importante. All'epoca era un salto nel buio. Che ricordiamo che se dai una notizia sbagliata te lo rinfacciano per mesi, se ne dai una che poi è corretta non se lo ricorda nessuno, sì. Oppure dicono vabbè, hai fatto il tuo lavoro. Allora, diciamo che negli ultimi anni, per fortuna, anche questa tendenza, soprattutto negli ultimi 2 anni secondo me, questa tendenza sta un po' cambiando.
nel senso che comunque purtroppo gli haters fanno parte del gioco e quando tu sei fastidioso, perché noi siamo orgogliosamente fastidiosi, cioè, molto spesso le persone non capiscono neanche quello che tu effettivamente hai scritto, quindi già partiamo da un problema di fondo che è la mancata comprensione di quello che è il tuo articolo. Però oramai se 131 prende una posizione, grazie a Dio, e spero che continui così, di rado sbagliamo. L'ultima volta su Ranieri. Io ve l'ho scritto nel gruppo, nella pagina, perché tutti erano convintissimi che Ranieri sarebbe rimasto. Avete scritto che Ranieri avrebbe dato l'addio per primi, quindi subito, perché tanto funziona così. Ma te ne potrei fare a decine di questi esempi. Uno legge Ranieri 131, è l'ultimo, poi va a controllare. Di Marzio l'ha scritto, Sky Sport l'ha scritto. Se nei primi 5 minuti non vedono conferme, vengono a scrivere: ve lo siete inventati. Perché purtroppo, ma lì è un problema proprio strutturale di come vengono viste le testate web. Perché noi, lo dico sempre, noi siamo una redazione che lavora cercando di mixare il vecchio e il nuovo. E il vecchio intendo il modo di fare giornalismo dei media tradizionali, che chiaramente non avendo spesso... Bevi. No, Ce n'è ancora. Il budget ce ne consente solo uno, però... non avendo come si dice, o meglio, i media tradizionali non hanno la fretta, quasi nessuno. I giornali di sicuro non hanno fretta. Le TV possono averla, però è anche vero che partono da una situazione di vantaggio sicuramente rispetto al web. Il web per anni è stato visto come la terra di nessuno. E noi, appunto, già dai tempi di Salegna Sport, e poi abbiamo continuato con 131, abbiamo sempre cercato di tenere una linea etica che andasse oltre le generalizzazioni. Quindi il web è effettivamente il mezzo del futuro, ma del presente, perché la verità è questa. E quindi si può lavorare seriamente anche sul web, tant'è che poi anche tanti altri siti sono nati e continuano a tenere questo tipo di web. Esatto, che non è soltanto l'introito, cioè la possibilità di fare della pubblicità immediata che poi serve, no, a pagare i dinosauri in qualche modo. Per cui noi cerchiamo di lavorare all'antica, utilizzando ovviamente gli strumenti moderni, quindi la fonte, intanto le fonti buone cerchiamo di tenercele, non si brucia nessuno perché non ha senso bruciarci chi effettivamente ti aiuta e ti può dare una mano, ti può far fare anche bella figura, perché effettivamente è così, e soprattutto oramai è vero che la velocità è tutto nel web, ma anche meno, cioè nel senso che l'autorevolezza conta di più. E quindi tu adesso hai citato Ranieri, che è l'ultimo esempio insieme a Nandez di quest'ultimo periodo. Perché? Perché noi da giorni avevamo l'imbeccata, guardate che Ranieri se ne va, avevamo anche una convinzione che Ranieri se ne andasse e l'abbiamo detto da subito. Però sai, finché è una convinzione tua non suffragata da prove, c'è poco da fare. Quindi mentre si avvicinano i giorni, ricordiamoci che Ranieri fa la conferenza stampa a Reggio Emilia domenica, e io ero presente, e poi il giovedì c'era Cagliari-Fiorentina, quindi il saluto... Fine stagione. Fine stagione comunque, cioè era l'ultima partita. E in quei 4 giorni sapevi che poteva succedere di tutto, ok? Già primo indizio particolare, il Cagliari non fa conferenza stampa pre-Fiorentina. Perché? Perché Ranieri è abituato a fare la conferenza stampa non la vigilia della partita ma l'antivigilia, perché il giorno della vigilia lui non vuole i coglioni tranquilli fondamentalmente, cioè giocando a quel punto di giovedì sarebbe stata di martedì, quindi due giorni dopo l'arrivo, la festa di Reggio Emilia, la salvezza, tutto quello, e quindi non c'era effettivamente il tanto e quindi vabbè. In più iniziano ad arrivare voci, guardate che Ranieri se ne va, a un certo punto arriva questa
ci arrivano queste voci impazzite. Ranieri è al Teatro Massimo di Cagliari e sta facendo una conferenza stampa in cui dice che se ne va. Era martedì alle 5, una cosa del genere, no, forse anche un po' prima, alle 4, alle 16. Dice, beh, intanto fa una conferenza stampa e non ci chiama. Certo. Mi sembra poco credibile una cosa del genere. Come quello che Fantozzi non riusciva a vedere la partita dell'Italia e le avevano detto che avevano colpito 10 pali. Esatto, più o meno così. Quindi la prima cosa, ti muovi con un paio di colleghi di altre testate, quelli insomma affidabili. Oh, ma Ranieri, ma che cazzo, no, quando mai? Va benissimo. Dopo un altro po', guardate che Ranieri al Teatro Massimo sta dicendo che se ne va. Ma chi lo sta dicendo? Cioè, non può essere una conferenza stampa perché no? L'unica cosa può averlo detto al Cagliari. Vabbè. Comunque, questa roba, chiaramente, sai, poi quando ti arriva da ambienti diversi anche, il Cagliari nicchiava, come sempre, e quindi ci mettiamo in moto. Quindi io, Roberto Pinna, Matteo Zizzola, ognuno con i suoi, insomma di fatto arriviamo a un certo punto, che erano le 5 qualcosa, in cui a tutti, da fonti diverse, arriva la convergenza. Che Ranieri va. Ranieri se ne va via. Oggi ha dato l'addio alla squadra, cioè ha salutato la squadra, ed è andato al Teatro Massimo per registrare il video saluto con il Cagliari. A quel punto, con una notizia circostanziata, vado dal Cagliari, com'è la situazione? E il Cagliari dice, no, ma non posso dire niente. Poi lui ha fatto veramente il video. Non posso dire niente, però già... Quando non ti posso dire niente, una cosa c'è, come si dice a Cagliari, cioè qualcosa c'è. Quindi facciamo l'ultimissimo passaggio e cioè alla fine tutti eravamo arrivati alle stesse conclusioni. Era pomeriggio, inoltrato, e i ragazzi scrivono la notizia. Io l'ho vista in diretta. Non dico che ci guardiamo perché era su WhatsApp, però alla fine dico ragazzi, ascoltate, usciamo, basta, pazienza. Nel giro di 3-4 minuti c'erano 50-60 like, commenti. Sì. E come al solito, quando tu esci con una cosa, perché poi anche lì non è che siamo usciti con Ranieri saluta, Ranieri orientato all'addio, cioè senza certezze, però. Ok. Quindi, come al solito, la prima ora e mezzo è valangate di guano, solo guano, non solo di uccelli, ma anche di altri animali. E poi a un certo punto esce Di Marzio, o esce Sky, non mi ricordo, uno dei due comunque, o Di Marzio su Sky, insomma, Ranieri dall'addio al calcio. A quel punto... Perché poi qual è il problema vero? È che comunque tu quando sei una testata locale, per quanto possa essere seria, per quanto possa essere seguita e tutto, però alcune volte hai necessità del bollino, della conferma del grande media, no? Del grande perché se arriva a lui, è certo. Perché a lui arriva direttamente dalla società o dall'allenatore o dal... No, perché molti che non hanno fatto questo lavoro non sanno che non è un veggente. Cioè quelli bravi che danno le notizie è perché hanno le fonti giuste. Sì, vabbè, poi lì potremo aprire un altro capitolo, siccome tu hai fatto per tanti anni il mercato, lo sai meglio di me, quante volte su 10 notizie che dai 3 non sono vere e le stai mettendo perché devi dare il contentino a qualcuno che ti ha aiutato o a qualcuno che ti aiuterà. Molto spesso mettono, per restare sulle squadre sarde, mettono in mezzo il Cagliari, la Torres, Gaias piace a Pistoiese, Cremonese e Torres. Perché? La vera perché più 2. Cioè c'è una vera più 2 verosimili, in realtà è che poi magari la squadra vera dice, oh, cavolo, però Gaias interessa anche la Pistoiese, no, fammi mettere 20.000 euro in più. E Gaias va alla Cremonese, perché quello magari era il disegno. E queste cose spesso non vengono colte. Comunque certo che poi quando esce Sky, ANSA, in Sardegna l'Unione Sarda, insomma, quando è diventata una notizia di dominio pubblico, allora a quel punto, insomma, avevate ragione. Ci abbiamo preso
per l'ennesima volta. E in questa cosa è piacevole il fatto che chi ti insulta poi sparisce. Cioè chi ti butta merda addosso così non ha mai il coraggio di dire ragazzi, cioè in realtà qualcuno sì per fortuna, però molti degli odiatori seriali si nascondono. Ma non è solo per noi, faccio un altro esempio sempre su Ranieri. Inter Cagliari 2-2. Ranieri schiera una formazione iniziale che probabilmente tutti abbiamo detto, tant'è che lui ha poi anche fatto le battute, no? Chissà cosa mi avete detto, sto pazzo, sto rimbambito, ecco, perché effettivamente era una formazione titolare che sembrava mandata al massacro. Invece il Cagliari non solo ha pareggiato 2-2, ma ha rischiato anche di vincere. Nel prepartita noi giornalisti ci siamo stupiti ovviamente del fatto che lui avesse messo questa partita. Nei commenti molti appunto odiatori lo hanno fatto a sale, cioè proprio bollito, finito, vecchio. Ok. Nel post partita tutti questi qua non si sono fatti vivi. Eppure ha pareggiato. Eppure ha pareggiato, capito? Quindi e poi non è che dici vabbè, non ti stanno guardando. No, ti stanno guardando perché i numeri sono sempre cioè i numeri delle dirette, siccome sono visibili, tu te ne rendi conto se c'è una diretta in cui ti sta guardando meno gente e anche lì poi ti chiedi il motivo, no? E invece lì i numeri erano importanti perché chiaramente quando fai 2-2 a Milano rischiando di vincere contro l'Inter, insomma, comunque su Nandez, per tornare al discorso precedente, questa fonte quindi ci ha accompagnato in questi 5 anni di contratto di Nandez e non ci ha mai tradito, mai, fino all'ultimo. L'ultimo, Nandez, esce un sito romano che dice per la Roma. Nandez fa un triennale con la Roma e noi sapevamo Nandez va in Arabia perché in Italia non vuole giocare con nessuno, ha offerte ma non vuole giocare, quindi va fuori e va in Arabia. Noi sapevamo la squadra l'Al-Qadsia l'abbiamo gratis, va gratis, sì, a 10 milioni di euro ovviamente. E l'Al-Qadsia l'abbiamo detta per primi 2 mesi fa. Sì, 2 mesi prima che firmasse in realtà. E anche gli insulti, ma che cazzo ne sapete, giornalai, tutte queste cose qua. E nel momento in cui tutti danno la Roma, Nandez che va alla Roma, la Gazzetta dello Sport che scrive Nandez piace perché ha giocato al Boca Juniors con De Rossi, è un profilo interessante perché viene a parametro zero, bla bla bla, la fonte ci ha fatto, ragazzi, va in Arabia, tirate dritti, fidatevi. Noi ci siamo fidati. Abbiamo vinto noi, come sempre. Per cui adesso, siccome non hai abbastanza nemici, ti faccio una domanda sui presidenti. Tu comunque ti sei interfacciato col Cagliari con 2 presidenti, sì. Cellino e Giulini. Sì. Poi c'è Sardar, il presidente della Dinamo. Recentemente il presidente della Torres, che credo che tra i 4 che ho nominato sia il più tranquillo di tutti, perché non ho mai, Pinna, assolutamente. Non ho mai presidente sentito... in realtà è Stefano Udassi. Però anche diciamo il sia patron, presidente che patron, sì. Differenze perché c'hai litigato, rapporti, come sono adesso? Allora, con Cellino non ho mai avuto un contatto diretto, anche perché poi effettivamente quando Cellino è andato via noi stavamo di fatto iniziando. Sì. Però in quel periodo abbiamo vissuto la parte peggiore probabilmente, l'embargo per quanto riguarda le testate online. Io ricordo sempre, adesso non ricordo dove fossi di preciso, però ricordo questo aneddoto. Cagliari presenta la maglia e tutto Cagliari aveva mandato Gabriele Lippi. Me lo ricordo. Gabriele alla Lippi Semini, presentato a bordo piscina. Ok. Gabriele che doveva fare il live testuale, quindi manca a dire che sai, faccio video, faccio live testuale, e il Cagliari lo blocca, cioè no, tu non puoi fare queste cose, lo mandano via, di fatto lo estromettono dal centro sportivo di Assemini. Anche perché lui, se non ricordo male, aveva fatto una foto alle maglie e chiaramente in un live testuale puoi inserire la foto. Certo. Cioè, sono bravo, lo faccio, certo. invece volevano... non potevi, perché lì chiaramente l'ancien regime, come lo chiamo sempre io,
dal punto di vista giornalistico prevedeva che tu rispettassi certi canoni, cioè tu non potevi mandare adesso per primo una cosa che doveva andare necessariamente domani sul giornale o quantomeno nel TG, il servizio del TG successivo. Quindi insomma abbiamo vissuto quel periodo abbastanza sgradevole, ma te ne dico un'altra, sempre quegli anni lì di Tutto Cagliari, amichevole Cagliari rappresentativa sarda a Villa Massargia, io e Roberto Rubiu, che salutiamo tra l'altro giusto per farvi capire, insomma, telecronista di DAZN della Dinamo. Dinamo, ma DAZN ha fatto l'Eurolega, la finale di Eurolega, cioè farvi capire poi anche il background, perché eravamo tutti insieme, cioè tutta la nidiata dei fastidiosi cosiddetti, e comunque non ci accettano l'accredito. E quindi io e Roberto siamo costretti a comprare un biglietto, 5 euro, non lo so cosa fosse, e fare il live testuale di questa Cagliari rappresentativa Villa Massargia dagli spalti, quindi in mezzo ai tifosi, facendo dei numeri interessanti per quelli che erano effettivamente che poi non la trasmetteva nessuno, però faceva sorridere, per così dire, il fatto che noi fossimo in pieno sole, lavorando totalmente con i nostri mezzi così, e dentro in una panchinetta ci fossero i colleghi della carta stampata, delle TV, belli comodi all'ombra sotto un gazebo col tavolo, insomma pronti a lavorare, e noi invece nella merda lì, non la merda in mezzo alla merda nel senso che tifosi, ma nella merda a livello di condizioni, cioè nel senso il sole, senza corrente, pagando un biglietto, cioè cazzo eravamo lì per lavorare, okay. Beh, a me è successo a Olbia una volta, testimoniarlo anche mio padre, mi ha dovuto tirar via dalla biglietteria perché sono andato a ritirare il mio accredito per seguire una partita dell'Olbia, la prima Olbia di Marino. All'epoca per invogliare i tifosi avevano messo i biglietti a €1. Io sono andato a ritirare l'accredito e il signore in biglietteria mi ha detto: è certo che per €1 te lo potevi anche comprare il biglietto. E lì il primo istinto era tirarlo fuori dal gabbiotto. Poi ho cercato di spiegare: guardi che l'accredito non è per non pagare il biglietto, perché con l'accredito posso entrare a fare le interviste, non è l'euro. Ma lui, può immaginare il livello prima che arrivasse la società di Marino, com'era l'Olbia. Vabbè, quindi insomma, quegli anni lì sono gli anni dell'oscurantismo fondamentalmente. E poi quando è cambiata la proprietà, quindi quando è arrivato Giulini, c'è stato, ma secondo me lì anche proprio per una normale evoluzione delle cose, un via via sempre più apertura delle varie possibilità, insomma, per fare questo lavoro, che è stato un bene ovviamente, perché poi ci ha permesso di poter dimostrare anche il nostro valore effettivamente. Ti hanno mai bloccato una notizia? Il Cagliari? Non puoi scrivere, non puoi dire meglio di no. Ma allora, diciamo così, che in tutti questi anni di lavoro, ormai sono 15 anni, sono capitati dei diversi casi in cui abbiamo avuto delle notizie vere, reali, che non abbiamo pubblicato. Anche da poco, però è sempre successo perché c'era un rapporto con la persona coinvolta, non perché te lo chiedesse la società. Quindi magari il calciatore, cioè arriva il Gaias di turno e mi dice: guarda che io domani vado al Milan, però finché non firmo non scrivere niente, e tu gli dici: oh mi raccomando, cioè, però io devo essere il primo, io mi fido, però nel momento in cui tu stai firmando mi mandi la foto, io devo uscire. Alcune volte è capitato, quasi sempre in realtà, che la nostra fiducia non venisse tradita, altre volte è capitato invece di essere traiti, ma non tanto, anzi mai dalla persona a cui avevamo fatto il favore, ma sempre per vie traverse, ok? C'era sempre qualcun altro che magari anche inconsapevole del fatto che ci fosse questa promessa, però sì, cioè diverse volte è capitato di tenersi la notizia, ma questo credo che faccia parte del mestiere. Cioè, se tu la guardi da un'altra prospettiva vuol dire che stai facendo bene il tuo lavoro, perché certo, comunque hai la possibilità di scegliere. Invece con Sardara? Con Sardara è stato tutto molto bello, nel senso che comunque
si era creata una situazione di forte attrito con Sardegna Sport, e quindi noi creiamo 131, mi ricordo sempre, prima partita, adesso noi siamo andati online il 18 dicembre 2018, prima partita era una partita tra Natale e Capodanno al Palazzetto, e noi accreditammo il mitico Lello Stelletti dalla Maddalena / Roma. Lo mandiamo come 131 e riusciamo a essere accreditati, quindi Lello va effettivamente a seguire la partita in tribuna stampa. Partita dopo, richiesta d'accredito, niente. No, non è possibile esaudire la vostra richiesta per mancanza di posti. Forse tu eri in tribuna o era a vedere sia la tu che un altro, tifoso. E un paio di persone che erano al palazzo, e ho detto: scusa, ma me la fai una foto della tribuna stampa giusto per capire? Mi mandano una foto e che siamo 15 posti vuoti, cioè. Quindi inizi a puzzarti, no? Il fatto che magari fosse una scusa. Insomma, il primo anno è stato abbastanza infernale, nel senso che comunque noi non siamo riusciti a entrare mai al Palazzetto di Sassari, nonostante avessimo una linea tranquillissima nei confronti della società, come 131 dico. E avevamo fatto diverse trasferte con Claudio Inconis, tra cui anche Würzburg, cioè quando la Dinamo ha vinto l'Eurocup. Noi eravamo lì, cioè avevamo pagato insomma, la trasferta a Claudio. Perché? Perché lì, avendo fatto la richiesta a Würzburg, non c'era il problema. Però poi ci avevano bloccato a Venezia, tutta una serie di cose antipatiche, per cui a un certo punto la Dinamo perde gara 7 di quella finale, di 30, perde male. Io faccio un editorialaccio brutto, proprio antipatico, volutamente, perché era in qualche modo la vendetta. Cioè, ecco, voi ci avete trattato di merda, benissimo, merda è quello che avrete in cambio. Quindi finisce la stagione, riparte la stagione, però dico ragazzi, bisogna andare oltre, bisogna risolvere la situazione. Anche perché non conveniva a nessuno. Esatto, non conviene alla Dinamo, non conviene a noi. È vero che la Dinamo non sposta numeri incredibili, però comunque di fatto è la seconda squadra a livello di professionismo in Sardegna dopo il Cagliari, quindi cioè, è giusto che si ricompongano le cose. E quindi tramite Roberto Pinna, che è di Sassari, tramite Luigi Canu, che è il fotografo della Dinamo e anche il nostro fotografo, insomma, di fatto siamo riusciti a ottenere un incontro con il presidentissimo. E quindi facciamo questo incontro con il presidente Sardara, Valentina Sanna, che è ancora fatto la responsabile della comunicazione. Negli spogliatoi dell'antidoping prima di Dinamo Sassari Apoel Olon di Champions League. Tra l'altro mia prima volta al Palazzetto di Migna, ce l'ho mai stato. E quindi prima della partita ci incontriamo lì, come si dice a Cagliari, a facce pari, cioè vis-à-vis, e ci diciamo un po' di cose, che poi in realtà è stato totalmente un dialogo serenissimo, perché ho iniziato e ho detto: Presidente, guardi, forse c'è stato qualche misunderstanding in passato, però 131 non è Sardegna Sport, gli ostacoli che c'erano prima non ci sono più, quindi secondo me per il bene di tutti si può collaborare. Quindi chiarito questo problema, Sardo è stato super disponibile e infatti da lì il nostro rapporto con la Dinamo è decollato e continua tuttora. Invece con la Torres, rispetto a Cagliari e Dinamo, io dall'esterno e da quello che posso leggere, c'è sempre stato, soprattutto con l'avvento di Abinsula, un rapporto tranquillissimo, nel senso, non ho mai percepito... Diciamo così, anche lì, allora, facciamo una premessa, e qua sia chiaro, non sto parlando da cagliaritano, perché a me dei campanili, chi mi conosce poi lo sa, non me ne frega assolutamente niente, anzi, se la testata si chiama 131, che è proprio per il nome della strada statale che collega tutta la Sardegna, Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro e Olbia, con la diramazione nuorese. Quindi insomma non è un discorso di campanile e tutt'altro, però credo che sia un dato di fatto che la Sassari sia una piazza sportivamente particolare, ok? Perché secondo me è la principale piazza a livello sportivo
a livello sardo, perché è la città che ha più squadre ad alto livello di tutta l'isola, cioè non solo il calcio, parlo anche di basket, pallamano, futsal, lavorano molto bene con l'atletica, ok, quindi lungi da me fare questo tipo di discorso, però effettivamente è una piazza particolare, una piazza con degli equilibri che solo chi la conosce e chi come me ha imparato a conoscerla negli anni è in grado di capire. La battuta sul mai stati in B, perché la Torres è sempre stata massimo in Serie C, effettivamente spiega bene certe cose, cioè nel senso che, facendo il paragone per esempio anche con Cagliari è una piazza che ha vinto lo scudetto, che ha fatto l'Europa, che ha fatto tanti anni di Serie A, che ha mangiato pane duro con la Serie B, ha mangiato pane durissimo con la Serie C. Quindi è una piazza che ha vissuto tutto, cioè dal bene al male ha vissuto tutto. Sassari non è mai andata oltre la Serie C e infatti io speravo quest'anno che potesse fare meglio i playoff proprio per quel motivo, perché almeno cioè diventa una cosa nuova, oltre che per noi che lo raccontiamo, ma soprattutto per la città anche che lo vive. Certo. Okay. E quindi fatta questa doverosa premessa, quando noi abbiamo iniziato con 131, ma appunto anche con gli anni di Serenia Sport, tutti vi ricorderete che la Torres era di nuovo decaduta, cioè dopo una fase di nuovo con la Serie C, no? Capitani, tutta quegli anni là. Ho seguito un calciomercato con la presidenza Capitani, con esatto. Patalano e il povero Lucifora, esatto. Quindi era un periodo storicamente e sportivamente difficile per la Torres, che era stata ricreata dal Tergu Pluvium, ricordiamolo sempre, società che è sparita, compra il titolo, riparte e via. Riparte ovviamente non con la potenza economica che ha adesso, perché non c'era Binsula prima, ma c'era Salvatore Secchi, ex vicepresidente Rinaldo Carta, insomma, personaggio ben noto alla Sassari calcistica, attuale presidente del Tempio, insomma. Quindi è uno che calcio ne ha fatto e che continua a farlo, anche appunto a livelli importanti, a livello regionale. Però è chiaro che non aveva la potenza di Abinsula, che appunto in quegli anni foraggiava il latte dolce. Tant'è che in quegli anni il latte dolce è passato da squadra di quartiere a squadra che ambiva effettivamente quasi ad alti livelli, cioè Latte Dolce ha fatto la finale playoff per andare in C, cioè era una squadra sicuramente a livello economico una società a livello economico molto solida. Però a Sassari qualche partita l'ho vista, non c'era. Però ovviamente sei Latte Dolce, non sei la Torre. Cioè, va detto un'altra cosa, che anche la Torre in quegli anni i tifosi non è che il Vanissana fosse pieno, tutt'altro, perché io c'ero, quindi insomma, posso parlare con cognizione di causa. Per cui la Sassari sportiva era divisa proprio anche a livello di tifoseria, quindi c'era la parte di tifoseria pro società, quindi pro Secchi per capirci, e la parte di tifoseria e di piazza contro Secchi, che sperava nell'avvento di Abinsula, ma fino al 2021 non c'è stata la possibilità di questa benedetta fumata bianca. Per anni abbiamo scritto estate calda, estate rovente, perché ogni anno c'erano gli avvicinamenti, però poi alla fine non si è mai concluso. Quindi non ti nego, quel periodo con la Torres è stato complicato, perché poi era una società molto chiusa, proprio dal punto di vista anche a livello di comunicazione, molto attenta a non far uscire niente, anche se poi in realtà è impossibile, perché comunque Sassari è una città grande, è il cosiddetto ciarameddo, cioè il chiacchiericcio, il si dice, ma guarda, soprattutto quando le cose non vanno bene. Soprattutto quando le cose non vanno bene, era politica insomma abbastanza diffusa e comune. Quindi non ti nego, poi noi siamo riusciti comunque a lavorare decentemente, in maniera trasparente, anche con la vecchia proprietà,
Poi è chiaro che quando è cambiato il vento, forse anche, sai, per una, come ti posso dire, una diversa visione delle cose, perché comunque parliamo di due proprietari che hanno meno di 50 anni, quindi abituati alla modernità, alla digitalizzazione, visto che il loro business è quello, noi siamo sembrati subito una controparte dal punto di vista comunicativo totalmente affidabile. E sfruttando anche il fatto che a Sassari, tolta la nuova, non esiste probabilmente una grande concorrenza, dal punto di vista sportivo proprio non esiste, anche lì, dando la nostra linea da subito, io quello che dico sempre è, se noi sul Cagliari ci dessero la possibilità di lavorare alla pari degli altri, la differenza si vedrebbe ancora di più. Però ci sono tante situazioni congiunturali, soprattutto questo, cioè il discorso dei diritti TV, costi incredibili, oltre al discorso proprio anche della tradizione, diciamo così, che ci impediscono di lavorare alla parità. E quindi lì dobbiamo sgomitare, cercare di inventare magari qualcosa di però nuovo. Diciamo che comunque il nostro spazio ce lo siamo creato, ok? A Sassari abbiamo trovato res nullius, cioè roba di nessuno, terra completamente fertile, e quindi ci siamo creati il nostro spazio, l'abbiamo occupato in maniera importante. E la Torres, cioè sulla Torre siamo noi, adesso può sembrare brutto, però siamo noi l'unico vero riferimento, ripeto, oltre la nuova. Ma noi arriviamo prima, cioè... Come dicevi tu, il fatto appunto tolto il campanile, quando scontenti tutti, perché quando scrivete qualcosa sul Cagliari ci sono i commenti dei tifosi della Torres, quando scrivete sulla Torres non mancano mai i commenti, quando arrivi tra virgolette poi a scontentare tutti vuol dire che stai lavorando bene. Stai lavorando bene, questo stai lavorando bene, ma anche quando vai a scontentare la Serie D, per dire, cioè, ma perché, più che altro perché, ripeto, noi abbiamo quella linea, adesso tu prima hai fatto la battuta sulla bottiglia di birra, non ci pagano, quindi perché devo far vedere il marchio? Più o meno la logica è la stessa, cioè se io non ho nessun tipo di vantaggio, ma perché devo comportarmi in maniera diversa rispetto a quella che... Tanto non faccio ufficio stampa, non faccio attività del genere, io racconto quello che so, quello che vedo, quello che vivo, ovviamente con determinati distinguo che sono dati dalla situazione, però ecco, questa è una grande sfida che abbiamo sempre avuto, che ovviamente da quando poi la Torres ha iniziato fortunatamente a rivivere certi fasti è diventato un problema, perché noi abbiamo dovuto raddoppiare il filtro volgarità sui social, sul sito, perché veramente poi anche lì, sai, essendo l'unica realtà che si occupa di queste cose, vengono tutti da te. Per forza, si commenta solo lì. Quello che dicevo prima, cioè che dicevo qualche giorno fa a un amico sul Cagliari, sul discorso dei media sul Cagliari, è che, tu te lo ricordi benissimo, quando noi abbiamo iniziato e ancora c'è una varietà, no? Cioè, soprattutto all'epoca c'era Blog Cagliari Calcio, che era esiste ancora? Esiste ancora, anche se chiaramente ha perso molto di quello che era la sua forza all'epoca. E Blog Cagliari Calcio intercettava un certo tipo di commentatori. Nel momento in cui appunto sono cambiate un po' le cose, gran parte di quelli poi ce li siamo ritrovati noi, nel bene e nel male. Mi hai fatto venire in mente una cosa, non so se ti ricordi, agli inizi c'era un signore che ci commentava e ci mandava Cirio Mobile? No, il signore che ci suggeriva dite a Cellino di acquistare Balotelli, quello che il signore che non sapeva scrivere. Ci scriveva malissimo. Cirio Mobile, io si chiamava così, Cirio Mobile, poi che c'era dite a Cellino di comprare Aquilani, Balotelli, Aquilani, poi si accontentava di giocatori, esatto, da nulla. Questo signore mi faceva morire. Salvatore Porcedo di Gesico, me lo ricordo ancora. E prima l'hai chiamato invece? Chi? Immobile? No, cos'è? Cirio Mobile. Ah, il signore era Salvatore Porcedo da Gesico.
Me lo quello che è il ricordo, tifoso. c'era sempre il suo commento. Dite a Cellino, Tutto in caps lock ovviamente, con punto al posto dello spazio, quindi come se dite Cellino punto, ci a ascoltasse. punto, Cellino, punto, che punto, così meraviglioso. Ascolta, adesso ti faccio una domanda, siccome io Sì. ne ho pieni aneddoti Sì. con gli amici al bar per ridere, perché sai, quando inizi a fare questo lavoro, un po' ti guarda, sì vabbè, ti scrive, chi ti legge, non ti caga nessuno. Io invece ricevevo mail di insulti da giocatori, genitori di giocatori, anche qualcuno del Cagliari, procuratori. Il più bello insulto che hai mai ricevuto, se te lo ricordi, poi ti dico il mio. Vabbè, allora, Il più bello insulto oppure è qualcosa che ti ha fatto anche ridere, perché a me, io non mi arrabbiavo. Cioè se mi insulta una persona per strada mi arrabbio, ma noi non ci siamo Allora- arricchiti, dubito che tu sia ricco dal calcio. no, il contrario, in realtà ho bruciato quello che avevo. Quindi vedere gente che guadagna No, allora, centinaia diciamo, di migliaia guarda, di euro. ti dico, siccome non ho un insulto, ci sono delle cose che mi danno fastidio perché so che sono fatte appositamente per tirarti merda addosso o comunque per darti fastidio, ok? Perché io, la critica che dice non sono d'accordo con te, io la vedo in un altro modo, ma va benissimo, perché anzi da noi la forza dal punto di vista dell'interazione col tifoso nei post partita, nei pre partita, nella vigilia, insomma tutte le trasmissioni che abbiamo inventato in questi anni è proprio anche quella, cioè io sono contro il pensiero unico, io penso di avere le mie ragioni e te le espongo, ma sono pronto anche ad ascoltare, se tu sei civile, ovviamente le tue. Quello che non sopporto è appunto la critica e l'insulto gratuito, ma non tanto nei miei confronti, quanto in generale nei confronti della testata. Per vari motivi io alla fine sono, non dico quello meno in vista, però per esempio Matteo Zizola e Roberto Pinna che ci mettono la faccia molto più di me perché scrivono molto di più. E magari tu firmi gli editoriali. Io firmo gli editoriali pezzi perché ho un altro ruolo fondamentalmente, io mi prendo più insulti magari sulla mia tipologia di conduzione perché non a tutti piace, e lo capisco, cioè effettivamente io parlo tanto e quindi però sono anche abituato cioè l'idea di avere un ritmo bello incalzante, io questa cosa l'ho imparata da tanti anni e quindi quella è la mia scuola e io faccio quello, non sono di quelli che appunto magari anche facendo una telecronaca dicono Gaias Aresu, cioè, ok, cioè, tutto è rispettabile, però io sono cresciuto in un altro modo. E quindi mi dispiace di più quando appunto, e ce ne sono tanti purtroppo, se la prendono con i ragazzi. Con Matteo Zizzola, con Roberto Pinna, perché, come diceva la Caselli, la verità ti fa male. E spesso, siccome io ho anche la pretesa di dire che quello che diciamo è sempre la verità, o quantomeno è la verità a cui noi possiamo arrivare, ok? Cioè, poi è chiaro che se c'è una cosa che succede tra me e te e siamo in un ambiente chiuso e tu non lo dici a nessuno e io non lo dico a nessuno, difficilmente chi ci sta guardando saprà cosa è successo, ok? Quindi questo è ovvio. Però ecco, quello mi dà fastidio, quando viene sminuito il nostro sacrificio, il nostro lavoro, perché vi assicuro poi le nostre famiglie, soprattutto le nostre fidanzate, mogli e compagne e tutto possono dirlo, noi ci siamo annichiliti personalmente per questo progetto, che è un progetto folle, perché 131 è un progetto che è sullo stesso livello dei grandissimi gruppi editoriali di ogni tipo di media. Ci siamo costruiti un'autorevolezza e una credibilità soltanto così, soltanto aumentando sempre la velocità, perché se tu freni, se tu rallenti, sei morto. E a me dà fastidio, tra l'altro, un'altra cosa, a me non ho mai chiesto un euro a nessuno.
Non abbiamo mai chiesto un euro a nessun lettore, nessun spettatore, nessuno. Sì, perché poi è informazione gratuita, leggi per il bene e il male, cioè, poi anche su questo si potrebbero dire tante cose, però nel senso noi abbiamo puntato su questa linea. Non ti chiedo un euro per leggermi, non ti obbliga nessuno a leggermi, ma che cacchio vuoi da me? Cioè nel senso, ma perché mi devi insultare? Nei commenti spesso rispondete anche... Rispondiamo solo alcune volte. A qualcuno invece è proprio come a dire, ma ce l'hai... Perché poi ogni tanto li leggo e la memoria vede che qualche nome compare spesso. Sì. Diciamo che con alcuni cerchiamo di educare, cioè rispondo a uno per educarne 100 in qualche modo. Però ultimamente soprattutto si è creata una bella, anche cioè in questi giorni per dire, sui social, tu vieni attaccato ma non devi rispondere tu perché rispondono per te gli utenti che dicono all'altro: oh, ma cosa cacchio vuoi? Ma se non vuoi, ma vattene, ma perché devi stare qua? E quindi questo vuol dire che c'è speranza, cioè nel senso che comunque per il futuro effettivamente c'è speranza, però è chiaro che è una situazione, cioè veramente ma tutti i ragazzi della redazione, io forse di più perché ho la responsabilità anche dal punto di vista appunto imprenditoriale. Certo. Siccome mi è sembrato di vedere l'orologio siamo già ci siamo un po' dilungati, ti chiedo un paio di cose, sì, così poi andiamo a chiusura. Ricordati che ti ho detto di prepararti una cosa che dovrai dire. Ti chiedo qual è la più bella notizia che hai dato, o comunque non per forza perché la notizia sia stata bella, un qualcosa che dici mi sento veramente realizzato, ho dato una notizia importante. Tu hai lavorato anche in ambiti diversi da quello sportivo, quindi magari potrebbe tranquillamente essere, certo non che dare una notizia di cronaca. Ho dato molte notizie brutte, ho raccontato molte cose brutte, perché chiaramente facendo cronaca nera ho visto e ho dovuto raccontare cose molto brutte. E quindi sicuramente a livello di cronaca no. Ci sono stati diversi momenti, diverse notizie, o comunque insomma belle. Ti dico, guarda, molte sul mercato, perché il mercato è un po' la cartina di tornasole del fatto che tu stia facendo bene, perché durante l'anno quando tu analizzi e fai opinione, comunque stai facendo opinione, quindi è opinabile. Certo. La notizia di mercato, se è confermata, è quella, c'è un dato, non c'è molto da... E abbiamo parlato prima di Ranieri, ti ho detto di Nandez, è successo per Prati l'anno scorso è stata veramente una telenovela che ci ha fiaccato, perché è durata molto come trattativa e ha vissuto tanti momenti in cui abbiamo detto: ma siamo sicuri che siamo sulla strada giusta? Ecco, su questo vedi, io penso che avere questa triade, cioè io, Roberto Pina e Matteo Zizzola, che ci occupiamo, non me ne vogliano gli altri ragazzi, però nel senso delle cose pelose, come si suol dire, e avere questa esperienza e avere questa unità, nonostante caratteri e punti di vista diversi, però è sempre stata la nostra forza. Su Prati noi abbiamo lavorato da subito, pista giusta. A un certo punto la persona che era la nostra fonte principale si è girata completamente e lì è stato un momento girata nel senso che si è girata nel momento che ti aiuto, sei un coglione, quindi non esisti, vai al buio, e quindi cioè capito, tu entri in un tunnel guidato, poi a un certo punto la persona che ti sta facendo la guida si diandara e tu sei mollato lì a metà del tunnel e non vedi la luce in fondo, non vedi la luce dietro, dici e adesso? E quindi comunque anche lì vedi l'abitudine a doverti arrangiare. Abbiamo insomma dato un po' il meglio di noi, lì siamo stati fortunati che
l'agente del giocatore si è comportato in maniera corretta, che non ti dico che ci abbia aiutato perché non ci ha aiutato, ma non ci ha detto Chi era fregnacci. il suo Busardò, Paolo Busardò, che era lo stesso di Bellanova, che ci aveva aiutato, ripeto, perché poi anche lì aiutare un ubico, come si dice a Cagliari, cioè, ti ha detto la verità, che comunque in questo mondo, e tu lo sai meglio di me, è fondamentale. Quindi lì abbiamo tenuto la barra dritta. Cosa succede? Che la persona che era la nostra fonte a un certo punto si spaventa perché evidentemente il Cagliari aveva trovato l'accordo col giocatore e quindi con la gente, ma non con la SPAL. La SPAL lo voleva vendere al Palermo, che offriva di più, ma il giocatore in Serie B non ci voleva andare, quindi fanno pressione come? Puntando, cioè girandoci intorno, cioè, quindi bypassando noi e lanciando la notizia sulla stampa nazionale. Quindi sparano su tutto mercato web Di Marzio, Prati va al Palermo. E tu dici, cacchio, adesso no, in realtà, cioè, perché poi noi sappiamo come funziona anche Di Marzio, tutto il mercato e tutto. Però comunque sai, cioè, il dubbio ti viene, però anche lì, vedi, la gente è stato corretto e ci ha detto, non va al Palermo. Però anche lì leggevi, no? Scambio di documenti. Sono momenti particolari quelli, perché non sai effettivamente poi, però noi abbiamo tenuto la linea, siamo andati dritti, Prati va al Cagliari, e Prati è andato al Cagliari. Oltretutto ha fatto il gol salvezza. Anche quella è stata una gran bella notizia. Ma te ne dico un'altra, perché è mia questa. Estate, l'anno della retrocessione, quindi dopo la retrocessione, Marco Mancosu lascia la SPAL, tutto fatto per andare da Cellino a Brescia. Io dico, ma scusate, cioè, ero da solo tra l'altro in quel momento a fare desk e penso, ma perché deve andare a Brescia? Cioè, il Cagliari lo prende gratis, cioè, se si mettono d'accordo, va a Cagliari, perché deve andare a Brescia? Tanto gioca titolare, ha sempre manifestato, vuole tornare a Cagliari, voglio chiudere la carriera a Cagliari, perché cacchio deve andare a Brescia? E quindi dal nulla prendo e chiamo la gente. Ciao Mariano, ascolta, ma io ti dico la verità, questa cosa di Brescia, sinceramente, cioè, mi sembra molto strano. Ma perché deve andare a Brescia? Ma scusa, ma non può andare a Cagliari? E ho fatto, ma chi ti ha chiamato? Ho fatto, in che senso? Ho detto, Marco sta andando a Cagliari. Ho fatto, come sta andando a Cagliari? Ho detto, sì, sta andando a Cagliari, firmiamo stasera. Non va a Brescia, va a Cagliari. Dico, ma veramente? Cioè, sono arrivato per intuito, per logica. Fa, sì, guarda, dalla. Tranquillo. E quindi io esco, Cagliari, superato il Brescia, arriva Marco Mancosu, anche lì, 1 ora e mezza. Uno dei pochi per cui ho fatto un post, perché mi hanno riempito lì proprio personalmente, perché c'era la mia firma. Ma cosa c'è un vecchio? Ma che cazzo, ma quando mai, ma stanno andando a Brescia, l'ha detto Di Marzio, è in treno per Brescia. 1 ora e mezza dopo, mezzo dopo. Cagliari sorpasso, in arrivo Mancosu. Adesso, siccome, come abbiamo detto all'inizio, il budget è poco, la bobina sta finendo, ti faccio 4-5, anzi anche meno, 2-3 domande a bruciapelo, risposta a secca, senza spiegazioni, e poi il gran introduciamo. Finale. Guarda, non l'abbiamo fatto nelle altre puntate. Non è cagare in discoteca, come dicono. No, non è un pochettino più intellettuale. Racconterai. Peccato, perché su quel fronte ti avrei saputo dare grandi soddisfazioni, ma vabbè. Allora, 2 domande, anzi 3. Primo, secondo te il miglior allenatore che hai conosciuto a Cagliari è il tuo giocatore preferito? Sì, il primo non c'è proprio, guarda, è Claudio Ranieri, ma parliamo di, mi dovresti dire, tolto Ranieri, chi è il tuo preferito? No, vabbè, volevo che dicessi proprio lui. Ranieri è un'altra storia. È calciatore? Il mio giocatore preferito, anche che hai vissuto da ragazzo quando eri tifoso. Vabbè, l'idolo da bambino era Gianluca Vialli e poi è passato a Roberto Mancini, perché avevo quello di Vialli lo ricordavo, ne avevamo parlato. La passione per i colori blu cerchiati,
Che però vedi anche lì, cioè il discorso del tifo, poi nonostante la Samp non l'abbia mai seguita per lavoro, però anche è lì una bella storia. Ma Poi è- Vialli. Sì, però poi vedi, una volta che entri in questo mondo e sai tutto quello che c'è sotto, si spegne molto. Poi ti il giocatore preferito del Cagliari, vuoi sapere del Cagliari? Beh, anche lì sarò molto banale. Due nomi, Francescoli e poi Zola. Quello che ho visto con Zola, effettivamente, io ricordo sempre la punizione in Coppa Italia con l'Inter a Carini. Con Carini in porta. Io ero in tribuna laterale sotto perché avevo biglietti delle scuole, quelle cose dell'università, non mi ricordo, e lui aveva tirato esattamente, cioè vedi quella colonna lì, ecco, lui al posto della colonna c'era Zola che batteva, quindi E l'hai vista in l'ho diretta? visto, ho detto, questa è L'avevo gol. vista in TV. Questo è gol. Infatti poi... E poi te ne faccio una da imprenditore. Tu che sei il direttore di 131. Siamo a fine 2025, qualche giorno prima di venire al mio matrimonio. Cosa ha fatto il Cagliari? Cosa sogni per Cagliari, Dinamo e Torres? Non me ne vogliano le altre realtà, ti direi anche l'Olbia, ma viste le acque in cui naviga. Cioè, tu direttore di 131 sei contento o sei il Cagliari? Beh, allora, ovviamente io sono contento da giornalista, direttore, tutto quello che dici, quando le cose vanno bene. Ecco, vedi, prima ti ho detto della notizia bella, mi sono dimenticato un'altra cosa. La diretta dalla fiera dopo Bari Cagliari resterà comunque nel mio Olimpo, capito, delle cose, perché entri in diretta con una connessione veramente precaria, perché c'erano 4.000 persone tutte insieme. Mi hanno abbracciato, ho sentito odori che veramente, insomma, tra alcol, sudore. Ti ho e intravisto, tutto. ho sognato che facessi come Fraiese con Paolini, quando si girate ha tirato un calcio. Cioè, vedi, quella serata è una delle cose che mi porterò dietro. Così come un po' la Reggio Emilia, però Reggio Emilia è diverso perché io non c'ero all'aeroporto, cioè io sono andato allo stadio, quindi ho vissuto Ma soprattutto sul la momento. salvezza rispetto a una promozione. Io ho visto gente piangere, cioè io il video, mi viene la pelle d'oca se ripenso al momento in cui segna Pavoletti e io faccio il video, perché noi eravamo, noi giornalisti avevamo lo spazio davanti, tra l'altro era il palco, avevamo suonato il giorno prima gli Scancanensi, quindi c'erano ancora i maxi schermi degli Scancanensi, avevamo fatto vedere alla fiera, avevamo fatto vedere la partita lì, quindi avevamo sfruttato il corridoio davanti dove c'è il servizio d'ordine, Sì, sì. e quindi ho fatto tutta la panoramica dei tifosi, no? Anche perché che piangevano, 94esimo, ormai non ci credeva più. veramente una cosa. Io se penso a quel dimenticabile. giorno penso alla faccia del povero Mignani, lo inquadrano e lui è disperato, cioè è arrivato a un passo dalla... Ma vedi lì Ranieri, avendo vissuto Ranieri quest'anno e mezzo veramente, perché da bambino io non me lo ricordo ovviamente, per quanto la prima partita io l'abbia vista con lui allo stadio, però avevo 6 anni, quindi non ricordo niente. Avendo vissuto da giornalista, insomma, abbastanza inserito, diciamo così, in questo anno e mezzo, mi ha proprio fatto capire, cioè, questo è un gigante. Poi avrà 1000 difetti, perché anche lui chiaramente ha dei difetti. Abbiamo creato diversi siparietti durante le conferenze stampa, abbiamo anche discusso alcune volte, però veramente di un'altra stoffa. Cioè, io credo che per altri 20 anni, a meno che non arrivi Allegri, per dire, che potrebbe essere... Qualcuno in sala che sarebbe felicissimo. Ma guarda, ti dico la verità, io sinceramente sarei molto contento. Proprio a livello anche di sfida professionale, capito? Perché uno che ha fatto quello che ha fatto Allegri... Ma ho sentito notizia di oggi che l'hanno licenziato per giusta causa. Esatto, Ma esatto, capito? Quindi, però anche lì, vedi, c'è proprio livelli... Non me ne vogliano gli altri. Anche con Zenga mi ero trovato bene. Personaggio vero. Anche Walter. Ora, non vorrei interrompere... Il Cagliari che si salva. E si salva bene, però. Okay. Se il direttore... L'Europa. L'Europa bisognerà aspettare qualche anno. Quindi Cagliari forse. Che si salva. Torres che va in Serie B. Dinamo. Dinamo... Occhio a quello che dici. No, allora, la Dinamo... Io lo sapevo, se tu lo sai, dico sempre, a parte che il basket non è il mio sport di elezione, quindi già questo. Però forse il bello è quello, esatto, perché lì posso essere solo tifoso. No, ma poi ci permette anche di vedere le cose in maniera leggermente diversa rispetto a...
Io penso che la Dinamo in questi, insomma, da quando c'è Sardara fondamentalmente, abbia raggiunto delle vette veramente, secondo me, irripetibili. Cioè triplette, Coppa Europea, per una squadra vette che è irripetibili. Credo 11° anno in Serie A. Vette irripetibili. Ma per un motivo, perché, e ne abbiamo anche di questo parlato, quando la Dinamo ha fatto quello che ha fatto, le big non avevano la solidità, cioè, forse la solidità sì, però non avevano la forza che hanno adesso. È chiaro che quando tu, adesso, Tant'è la finale di nuovo Olimpia Milano, cioè, Olimpia quarto Virtus. anno di fila, Forse il terzo. Forse. insomma, però ho capito. 4 anni fa era Dinamo Venezia. È vero, sì, hai ragione. È stato l'ultimo anno delle squadre, Sì. squadre normali, Poi tra sempre virgolette. È chiaro che quando tu competi contro squadre che hanno, lo dice sempre il nostro amico Nando Mura, che quando hanno 22 giocatori, ma 22 giocatori forti, non 22 giocatori di numero. Gente che farebbe i titolari ovunque. Gente che potrebbe tranquillamente giocare, ok. Sono due sport diversi. Vabbè, non ci togliere tutti questi No, però dico, adesso, secondo me la prossima stagione, col fatto che la Dinamo sta già facendo una rivoluzione importante dal punto di vista anche del mercato, potrebbe essere la giusta occasione, intanto fare meglio dell'ultimo anno non penso che ci voglia molto, però allo stesso tempo ti devi necessariamente svegliare, perché chi sta arrivando da giù, dalla 2, penso a Trapani, Arriva con soldi, arriva con ambizione, arriva con giocatori forti, di esperienza, quindi è un po' come per il Cagliari, cioè il Cagliari che l'anno prossimo troverà Como e Parma, forse Venezia o Cremonese. che ha proprietà importanti, voglia di spendere, piazze che magari non sono grossissime, però in cui riescono a creare movimento, e tu ti devi adeguare. Certo. Quindi la Dinamo, col fatto che sta facendo una rivoluzione, secondo me l'anno prossimo potrà fare bene, anche col fatto, sai, di non avere la... Sì, no, ma questo è ovviamente... Adesso non vorrei interrompere la favola, ma è arrivato il momento, prima di salutarci, io e della barzelletta. una settimana, sì. Vabbè. Non mi sono permesso agli altri ospiti, ma da oggi in poi ho detto, vabbè, certo, con gli rompiamo amici, questo tabù con Francesco. Vabbè, allora, intanto questa non è una barzelletta mia, ma del collega amico Lele Casini, di radiocronista di Radiolina. Aspetta, dobbiamo mettere il bollino rosso? Si può? Sì, un pochettino, il finale è un po' così, però vabbè. Questa raccontata a Peio, l'ultimo ritiro a Peio, quindi con Semplici, l'anno di Semplici. Il primo ritiro di Lele, tra l'altro. Comunque, Savana, c'è il leone con il taccuino in mano che fa una riunione di condominio, virgolette, quindi chiama tutti gli animali della savana e fa: signori, mi spiace, qua siamo troppi, non ci stiamo più col budget, bisogna fare dei tagli, quindi dovrò mangiare qualcuno di voi. Quindi mi dispiace, adesso, allora, Zebra, guarda, mi dispiace, te lo dico, cioè, siamo amici, però Zebra, ti mangio domani. Quindi domani non prendere impegni, perché goditela oggi, perché domani te lo mangio. Ma come? Così. Io sono il leone, sono il re della savana, quindi decido io. Vabbè, domani Zebra, Antilope. Dopodomani tocca a te, quindi chiuditi le cose che devi chiudere, perché poi tra 2 giorni... Ma come? No? Ma mangiati... No, guarda, ho già scritto. Antilope, martedì. Poco da fare. Terzo giorno, vediamo. Struzzo, gli uccelli tipo pollo. Struzzo, mercoledì è il tuo turno. Ma no, guarda, ti ho già scritto, Struzzo, mercoledì. Si gira. Gorilla, giovedì, guarda, giovedì ti mangio e io ti inculo e io ti cancello. Dobbiamo mettere il bollino? Secondo me sì, però... Con questa perla, ripeto, non mia, sì, no, è l'unica cosa non mia di questa vabbè, ti dovevi prendere la chiacchierata. Responsabilità. Vabbè. Con questa ti saluto, ti ringrazio. Grazie a te. Ti do con la mano come se non ci conoscessimo. Esatto. Noi vi salutiamo, chiudiamo qui la terza puntata del nostro podcast Facci un Giro. Ringraziamo come sempre la GL Produzioni per il supporto e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.
faccio un giro, versano un po'